insostituibile, sia diventato tu per me irraggiungibile. E chi sto bene. Gianni Vezzosi in concerto a Trinitapoli. L'evento organizzato dall'Associazione Musica Bella Napoli vedrà il cantante esibirsi in 2 ore di concerto presso il Palazzetto dello Sport Sandro Pertini domani sera a partire dalle 21. Ad aprire il concerto di Vezzosi ci sarà il cantante neomelodico trinitapolese d'origine Franco Falco. Siamo venuti qui grazie agli organizzatori che hanno fatto questo bellissimo evento, che è il primo tra l'altro, e stanno facendo veramente delle cose bellissime. Io poi sono onorato di ritornare nella mia terra madre, perciò ci vengo sempre volentieri e vi aspettiamo sabato, mi raccomando, numerosi. Emigrato al nord, è tornato proprio per il concerto che si terrà domani sera a Trinitapoli. Con sé ha portato molto della sua terra, così come ha spiegato alla vigilia dell'evento. Io porto dentro una cosa che mi manca tantissimo, prima di tutto tutta la simpatia e l'onestà e il cuore che ha la gente di questo paese, che diciamo solo noi meridionali lo possiamo avere, e che dire, ogni volta che ci ritorno sto proprio bene. L'inizio del concerto è previsto per le 21, sono attesi diversi appassionati di musica neomelodica e un paio di fans club di Gianni Vezzosi. Saremo io e lui, Gianni Vezzosi, che tra l'altro è anche il mio compare, siamo una coppia vincente, diciamo, in tutta Italia, e questa è la prima volta qui a Trinitapoli. Speriamo che sia una buona risposta da parte del paese. L'incasso del concerto sarà devoluto in beneficenza all'Associazione Volontari Soccorritori titolari del 118 a Trinitapoli.